Sarà l'autopsia a confermare tanti aspetti sull'omicidio del commerciante di auto avvenuto a Favara e intanto un'altra misteriosa morte per un raffadalese residente in Belgio per il quale si indaga su possibili regolamenti di conti. Da ieri non si hanno notizie di un pescatore che ha lasciato il porticciolo turistico di San Leone per una battuta di caccia e non è più rientrato. Ricerche sono in corso. Il taglio selvaggio degli alberi nella Villa del Sole di Agrigento per cittadini e associazioni è uno scempio, ma l'assessore al ramo dice era necessario. Natale, accesi alberi di Realmonte e Palermo, domani mercatini a San Leone, mentre la Chiesa si prepara a vivere la Natività. Il centro Guttuso ricorda Antonio Patti, stasera serata di beneficenza al Pirandello per il Lions Valle dei Templi e ancora mostra delle Orestiadi alle fabbriche chiaramontane e raccolta alimentare. L'impegno di Acragas e Pro Favara nel fine settimana calcistico. E vi giunga il saluto della redazione di TVA Notizie. In apertura fatti di cronaca, in primo luogo le indagini attualmente in corso sull'omicidio verificatosi a Favara, nel corso del quale è stato ucciso un commerciante di autovetture, Francesco Simone. Oggi l'autopsia che svelerà tanti aspetti. Sarà il medico legale Alberto Alongi, su incarico della Procura, ad effettuare oggi l'autopsia sul cadavere di Francesco Simone, 69 anni, l'uomo di Favara, titolare di una rivendita di autovetture, ucciso nella mattinata di giovedì 7 dicembre a colpi di pistola nella sua abitazione in campagna contrada Poggio Muto. Pare che l'operazione si affiderà anche ad una TAC finalizzata a capire il numero di proiettili sparati e che hanno raggiunto il corpo dell'uomo, anche se è chiaro che quello fatale è stato diretto al volto. Particolari importanti al fine di comprendere se Simone fosse scappato o conosceva il suo assassino. I carabinieri che stanno conducendo le indagini terranno conto anche della eventuale presenza in zona di impianti di videosorveglianza e di un'attenta analisi del cellulare della vittima. Potrebbe essere forse un regolamento di conti alla base della misteriosa morte di un raffadalese di 45 anni, Salvatore Russo, residente in Belgio, avvenuta nel parcheggio di Cora-la-Louvière dopo che un'auto lo ha investito. L'autista sarebbe fuggito, ma è stato rintracciato, bloccato e interrogato. Al momento non si esclude alcuna pista. Russo però era già noto alle forze dell'ordine per reati diversi, alcuni dei quali e droga. Anche in questo caso indagini sono in corso per fare luce su quanto accaduto. E le ricerche proseguono, anche se finora non hanno dato alcun esito, e sono ore di apprensione quelle che si stanno vivendo a San Leone, dove nella mattinata di ieri, venerdì 8 dicembre, un pescatore di 45 anni ha lasciato il porticciolo turistico per una battuta di caccia. Da quel momento si è perso ogni sua traccia. A creare allarme è stato anche il fatto che la barca sulla quale era a bordo il 45enne è stata rinvenuta nei fondali dello specchio di mare dove era solito andare a pescare. E le ricerche sono riprese questa mattina in mare aperto. Vi sono motovedette della Capitaneria di Porto Empedocle, un peschereccio, sommozzatori ed un elicottero. La speranza naturalmente è quella di poterlo trovare ancora in vita.
E parliamo adesso del taglio degli alberi alla Villa del Sole che sta facendo discutere in maniera vibrata sia i cittadini che le associazioni che gridano allo scempio. E una risposta invece viene dall'amministrazione comunale che tramite l'assessore al ramo dice era necessario. Vediamo. La vicenda degli alberi della Villa del Sole rasi al suolo per fare posto all'attuazione di un progetto finalizzato alla realizzazione di un asilo nido sta infiammando il dibattito in città e se da un lato, e anche a ragione, c'è chi grida allo scempio, dall'altro c'è chi afferma che gli alberi tagliati verranno sostituiti con altre essenze e specie arboree. Ad evidenziare con forza il non senso il Codacons che ha inoltrato un esposto alla Soprintendenza ai Beni Culturali, alla Procura della Repubblica e ai Vigili Urbani sostenendo che il taglio non è stato autorizzato e che sulla villa insiste un vincolo paesistico. Di sterminio della vegetazione parla Legambiente, ma a spiegare l'operazione è l'assessore ai lavori pubblici Principato che sostiene che le radici avevano devastato i viali rendendoli impraticabili e pericolosi e stavano provocando il crollo di un muro di contenimento a sud della villa. E se è così, anche come è accaduto in passato per la tragica vicenda del Paladino d'Oro, è mancata una adeguata diffusione di informazioni. Intanto, Satira Grigentina, tra il serio e il faceto, la pone così. Buongiorno, allora io mi trovo qui alla Villa del Sole, che ormai di villa non ha niente più, perché sono da Agrigentino, sono indignato e arrabbiato. Perché, direte voi? Perché hanno lasciato un albero integro. È una vergogna. Ma che senso ha lasciarlo? Perché non si taglia? Ma poi adesso è solo. Tutti i compagni sono stati sterminati. Sarà anche triste. Quindi per questo invierò una pecca a tutte le autorità competenti affinché venga segato al più presto. Cioè si potrebbe utilizzare anche un po' di napalm. E se ce ne fosse ulteriormente bisogno, creerò una raccolta fondi per comprare una motosega e il relativo carburante per tagliarlo al più presto. Cioè qui ad Agrigento un albero non ne volemo. Che senso ha questo albero rimasto? Basta, dobbiamo tagliare anche questo. Quindi vi terrò aggiornati. Autostrada A18, il presidente della regione Schifani inaugura il nuovo tratto Ispica-Pozzallo-Modica e dice che è un traguardo importante per il rilancio del sud-est della Sicilia e lo dice in questa intervista. Sono belle occasioni, evidentemente frutto il lavoro di altri. Io sono arrivato soltanto da un anno e non ho la presunzione di arrogare meriti non miei. Questo è il frutto del lavoro di anni trascorsi, il lavoro delle istituzioni. Oggi registriamo un momento di arricchimento del nostro sistema infrastrutturale. Per quanto mi riguarda sono fortemente impegnato su quel solco di migliorare le infrastrutture stradali e ferroviarie della nostra regione. I lavori sono tanti. Tra poco ci insedieremo i commissari sulla A19, il decreto è stato registrato per semplificare questa autostrada e togliere questi blocchi e questi lavori in corso. Sulla Catania-Ragusa continuerò il lavoro ereditato di commissario, ma i lotti sono stati appaltati e i lavori stanno partendo. Devo dire sul tema infrastrutturale siamo fortemente impegnati perché lo consideriamo strategico per la crescita della nostra terra. Già da qualche mese abbiamo pensato al prossimo svincolo, siamo stati già al Ministero con i vertici del CAS per reperire le risorse che serviranno per appaltare quest'opera che riteniamo strategica per il sud-oriente della Sicilia. Si è parlato tanto di corridoi
corridoio scandinavo-euromediterraneo e i collegamenti con il Mediterraneo e soprattutto con l'isola di Malta. Ritengo che questa infrastruttura, che poi si collegherà con un'altra autostrada che riteniamo fondamentale, che è quella che collegherà la Gela con Castelvetrano, farà sì che finalmente la regione siciliana tra qualche anno potrà avere l'anello autostradale completo. Parliamo un po' del fatto che ci avviciniamo al Natale e cominciamo con la festa dell'Immacolata, appuntamento importante per la Chiesa che con la festività e dopo la prima domenica di Avvento entra nel vivo del periodo natalizio con celebrazioni ed eventi legati proprio alla Natività. Noi siamo stati presso la parrocchia Cuore Immacolato di Maria, sita nel popoloso quartiere di Villaggio Mosè ad Agrigento, e abbiamo sentito Don Maurizio Mangione, parroco della chiesa. Don Maurizio, oggi si è celebrata la festa dell'Immacolata, nella sua omelia ha parlato di valori importanti che arrivano da questa importante figura. Abbiamo finito di celebrare la Santa Messa, la celebrazione eucaristica, e durante l'omelia ho voluto ricordare ai nostri parrocchiani che in questi tempi particolari, in questi tempi di crisi, tempi di confusione, guerra, abbiamo bisogno di rivalutare riscoprire questa figura di Maria, e ho detto una parola che potrebbe anche aiutare molto ciascuno di noi: Maria è segno di sicura speranza. E quindi Maria ci invita a sperare, a non demordere, a non scoraggiarci, ma ad andare avanti. L'Immacolata, anche se già si è celebrata la prima domenica di Avvento, comunque segna una tappa importante per l'avvicinamento al Natale. Come parrocchia, come vi state preparando a questo importante evento? La parrocchia in fermento è una festa che è molto sentita, ma non mancano le attività. In parrocchia già con i ragazzi attraverso il catechismo, le catechiste, ogni qualvolta si incontrano fanno dei lavori che poi vengono presentati durante la celebrazione eucaristica, dove viene accesa la corona di Avvento coinvolgendo le famiglie assieme ai propri figli. In questi giorni ho fatto un incontro con tutte le classi di catechismo assieme ai genitori, perché anche la catechesi è importante. Non possiamo pretendere che crescono solo i bambini e i genitori magari restano fuori. Abbiamo coinvolto la comunità ed è stato bello perché tutti hanno partecipato posso dire, con gioia, con soddisfazione. Ma una delle attività anche importanti che faremo, saremo presenti nelle case di riposo. Qui al Villaggio Mosè, in questo territorio, ce ne sono tantissime. Purtroppo vorrei essere presente in tutte le case, però abbiamo scelto alcune case dove attraverso la presenza anche dei ragazzi e dei bambini, dove devo dire i genitori sono contenti, li porteremo a conoscere questa realtà, ma dall'altro lato ci sono coloro che vivono in questi centri di accoglienza, in queste case di accoglienza, dove aspettano la nostra presenza, che diventa per noi anche speranza, diventa anche un momento di conforto, dove porteremo un bambinello e lo benediremo e lo regaleremo. Ci sarà anche la novena, ogni sera vivremo la novena, sia quella liturgica come anche la novena dei canti tradizionali, e una sera ci sarà anche giorno 20 il nostro arcivescovo che verrà a celebrare, a presiedere la Santa Eucaristia. E Realmonte accende l'albero di Natale e dà il via alle iniziative di solidarietà che si protrarranno fino al 6 di gennaio. Vediamo. Natale a Realmonte, tra solidarietà e tradizione.
un Natale in tessuto, dove i tessitori della speranza e del futuro sono i ragazzi, le famiglie, la scuola, l'Istituto Comprensivo Garibaldi, tutti gli ordini e gradi che stasera sono con noi per l'accensione dell'albero. Un ringraziamento doveroso va al gruppo delle Uncinettine che ha realizzato sia il presepe all'uncinetto che l'albero di Natale, a tutte le associazioni, anche agli imprenditori. Un ringraziamento particolare va a Pietro Caruana, quest'anno dedicherà il 26 dicembre agli ultimi, ai soli, ai fragili, a tutte quelle persone insomma che sia dal punto di vista sociale, morale, sono sole, quindi a prescindere dallo status noi faremo compagnia. Ecco, io sarò con loro, lo ringrazio per questo, perché non a caso questo Natale è un Natale anche e soprattutto solidale. Un pensiero chiaramente va al Presidente del Consiglio. Quest'anno Realmonte è stata colpita da un grave lutto che insomma interessa un ragazzo, un presidente, un lavoratore che sicuramente sarà con noi e ci guarderà insomma in questi festeggiamenti che proprio per questo motivo avranno un taglio specifico che riguarderà il sociale e anche le nostre tradizioni, quindi non mi resta che augurare a tutti buon Natale tra appunto solidarietà e tradizione. Il tema di quest'anno è tessitori di speranza. Ecco, ci prepareremo quest'anno a vivere un Natale particolare. Infatti abbiamo allestito un presepe fatto con l'uncinetto. Questo ci fa capire la tessitura. È il tema che il Vescovo Alessandro ha voluto lasciarci un mese fa, ecco, il tema proprio che ci fa capire che l'unità è scoprire di stare insieme, e ci fa capire che lo stare insieme ci porta una speranza, ecco, portare Gesù per le strade del mondo. Quindi ecco, l'augurio che faccio è che possiamo scoprire la comunione e queste giornate che stiamo vivendo siano un punto di partenza per vivere un anno particolare, un anno verso il Giubileo del 2025. Anche quest'anno siamo qua presenti con i bambini in questa festa dell'accensione dell'albero che apre, diciamo così, la fase dei festeggiamenti natalizi, almeno quella laica. E quindi come al solito una bella festa dove ci sono bambini della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola media, quindi una grande festa tutti assieme con le istituzioni, con la scuola, con l'amministrazione, con i vari enti, e quindi una gran bella festa per un grande Natale dove come al solito possono essere rivalutati e sempre potenziati i valori del vero Natale. Allora, incontrando la sindaco ho manifestato un mio desiderio, che era un regalo da fare alla mia mamma, ahimè ammalata. Ciò significa dedicare una giornata di festività alle persone che non hanno la fortuna di stare in compagnia. Questo abbiamo deciso di farlo per Natale, sia l'avvocatessa Lattuca che Don Pino, parroco di Realmonte, hanno colto il mio desiderio e l'Osteria dei Folli offrirà questa serata a chi ci vuole essere, a chi è solo, a chi ha bisogno o non ha bisogno, non ci interessa. Noi vogliamo regalare, l'Osteria dei Folli regala alla Chiesa e alla comunità una giornata di serenità e allegria, con la speranza che questa si possa ripetere del tempo e con continuità. Questo presepe e anche l'albero di Natale l'abbiamo realizzato delle signore che siamo appassionati di uncinetto. Siamo un po' di tutte le età, partendo dai ragazzini di 15 anni ad arrivare anche signori di 86 anni. Il presepe è stato realizzato in un paio di mesi di lavoro, mentre l'albero è stato fatto precedentemente. Ci sono voluti 1240 quadrettini di uncinetto 15 per 15 cm, utilizzando 14 kg di lana. È stata una grande soddisfazione, il Comune ha patrocinato il lavoro e noi ci siamo divertite tantissimo.
Anche Palermo si veste a festa per il Natale e accende il suo albero di Natale sito nella centralissima piazza Politeama. Palermo si veste a festa con l'accensione dell'albero di Natale in piazza Ruggero VII nello spazio antistante il Teatro Politeama. A dare il via alle festività natalizie cittadine è stato il sindaco Roberto Lagalla. L'albero è un segno di festa, è un segno di gioia, è un segno di unione e questo vuole significare in ogni famiglia e al centro della città. Il primo cittadino ha anche fatto il punto sugli eventi che animeranno questo mese. Qualche conferma tradizionale con qualche iniziativa in più, con un coinvolgimento maggiore dei quartieri, con alcune variazioni rispetto al tema, per esempio quello di voler recuperare idealmente e praticamente lo spazio di Piazzale Ungheria, dove abbiamo messo tutto il mercatino del Natale, insomma una iniziativa che cerca di conciliare esigenze sociali, esigenze turistiche e dare anche qualche idea di cambiamento e di novità ai cittadini. Un programma ricco per il quale ringrazio ovviamente l'assessore alle attività culturali, il suo staff e quanti hanno collaborato a questa attività. L'evento clou sarà il concerto di Capodanno con Elodie sul palcoscenico. Ci aspettiamo una serata di festa, ovviamente con un occhio attento e vigile alla sicurezza dei luoghi e alla protezione delle persone. Infine, il primo cittadino ha espresso il suo augurio per tutta la cittadinanza. Ritrovare tutti insieme l'amore e l'impegno per questa nostra città, facendo ciascuno di noi in funzione delle nostre responsabilità il proprio dovere, ma avendo anche ben presente tutti che i diritti dell'altro e il riconoscimento dei diritti dell'altro sono il limite al nostro operare e che quindi vanno rispettati. Ancora Natale, perché saranno inaugurati domani mattina alle ore 10:30 nella piazza Montessori vicino il plesso scolastico a San Leone i mercatini di Natale. L'iniziativa è stata organizzata dalla Proloco di San Leone, diretta da Pachito Danile, in collaborazione con il comune di Agrigento e vari commercianti. Vediamo. Un'iniziativa che si inaugurerà domani alle 10:30 qui nel centro storico di San Leone, voluta dalla vostra associazione e non solo, grazie anche alla collaborazione di tanti che hanno voluto realizzare questa iniziativa in pieno centro storico di San Leone. Sì, è un'iniziativa fatta per fondamentalmente portare un po' di Natale anche a San Leone, nata dall'idea dei residenti di San Leone, portata avanti anche dalla Proloco di San Leone, grazie all'interessamento del sindaco di Agrigento, il dottor Franco Miciche, grazie all'interessamento di Carmelo Cantone e grazie all'interessamento di Fabio La Felice, che ha contribuito veramente, si è dato anima e corpo per la riuscita di questa manifestazione. Inizierà domani, giorno 10 di dicembre, 10:30 del mattino, ci sarà l'inaugurazione col taglio del nastro e questo mercatino di Natale dove si esporranno prodotti tipici dell'artigianato locale, ma tante anche altre realtà, prodotti le cornie culinarie e tanto altro. Inizierà al mattino, terminerà la sera, ma poi sarà anche nei giorni del 16 e del 17 di dicembre e poi il 20, 21, 22, 23 e 24 compreso. Fondamentalmente cosa si potranno degustare? Ci saranno anche momenti di intrattenimento? Allora, ci saranno dei momenti di intrattenimento sia con la musica dal vivo ma anche dei DJ set, insomma, delle novene. E diciamo che c'è stato un contributo importante da parte di tutti i residenti di San Leone. Qualcuno ha donato qualcosa sempre a disposizione. I commercianti di San Leone, Lungomare, Falcone e Borsellino hanno fatto un'iniziativa molto pregevole, lodevole, aiutati anche dal sindaco di Agrigento, dal comune di Agrigento, realizzando, come avete ben visto, le luminarie che danno quell'area natalizia che è tipica di questi posti, insomma, che ci scalda il cuore. Oltretutto ci
ci sarà l'oratorio di San Leone qui in piazza Montessori, dove vedete la scuola, quindi è l'oratorio. Ci sarà la casa di Babbo Natale con laboratori per i bambini, laboratori che stanno riscuotendo grande successo. Ringrazio particolarmente anche il parroco della chiesa di San Leone, Don Maurizio, che è sempre a disposizione, e la fervida mente di Ilenia Fiobesco, che curerà gli allestimenti. Ecco, molti hanno detto: come mai non farla a lungomare? Avete scelto proprio questo piazzale vicino alla scuola Montessori? Beh, abbiamo voluto dare un'impronta ben precisa. L'impronta è quella della San Leone, diciamo, storica, se vogliamo. San Leone non c'è un vero e proprio centro storico, però certamente il nucleo si è sviluppato sulla scuola, la chiesa e l'oratorio. Ecco, questi 3 punti cardinali per noi di San Leone sono importanti. E poi oltre questo capite bene che essere esposti agli agenti atmosferici nel lungomare ed essere invece raccolti in una piazzetta come questa è sicuramente molto più opportuno, ma anche, consentitemi, molto più caratteristico. E continuano gli appuntamenti del Confartigianato settore pensionati. Questa sera alle ore 17 ad Agrigento in piazza Cavour ci sarà un presidio di Confartigianato Imprese con gazebo. Sarà nel contesto della campagna Più Sicuri Insieme per la distribuzione di materiale divulgativo contro le truffe agli anziani. E l'ADES, Associazione Donatori Empedoclini di Sangue, invita la cittadinanza alla donazione che si terrà domenica 10 dicembre dalle ore 8 alle ore 11:30 presso i locali dell'associazione siti in via Marconi a Porto Empedocle. Come di consueto, l'associazione recapiterà a tutti coloro che effettueranno la donazione il risultato degli esami del sangue. A comunicarlo il presidente dell'ADES di Porto Empedocle, Andrea Galluzzo. E il Centro Culturale Guttuso di Favara ha ricordato la figura di Antonio Patti, medico, intellettuale, presidente della giuria del Premio Buttitta, recentemente scomparso e compianto. Antonio Patti, medico, intellettuale poliedrico, scrittore e critico letterario, cittadino benemerito di Favara, prematuramente scomparso nel mese di agosto, è stato ricordato nel corso di una serata a lui dedicata, organizzata dal Centro Culturale Renato Guttuso e dal Comune di Favara. Patologo clinico, specializzato in igiene e medicina preventiva ed in ematologia, Antonio Patti, classe 1950, ha sempre unito il suo lavoro alle sue passioni, 2 su tutte, l'amore per le piante e la scrittura. Da 25 anni era il presidente delle giurie del premio letterario Ignazio Buttitta, promosso proprio dal Centro Culturale Guttuso di Favara. Solo un omaggio doveroso ma sentito al massimo, perché Antonio Patti per il Centro Guttuso, e dico anche per me personalmente, era una persona meravigliosa, una persona per bene in tutti i sensi. Il premio Buttitta, infatti, come anche tutte le altre iniziative, ma soprattutto il premio Buttitta, è quello che è oggi, un premio riconosciuto a livello nazionale per la sua credibilità, per tutto quello, diciamo, che riusciamo a dare, lo dobbiamo solo e esclusivamente ad Antonio, perché era preparato, disponibile, ma soprattutto corretto sotto tutti i punti di vista. Nessun premio è stato mai regalato, nessun favore fatto agli amici. Antonio era grande sia culturalmente, ma anche umanamente. Antonio dava tutto in maniera, diciamo, gratuita, con semplicità. La sua cultura era per tutti, il suo amore per le piante era per tutti, tutto quello che lui amava, e amava tutto, lo dava agli altri con un piacere immenso. Eh sì, per noi era quasi un dovere, ma in realtà è stato un piacere. Ricordare una persona speciale come Antonio Patti, che ha dato tantissimo alla nostra città, ricordare una persona che in diversissimi campi ha ricordato sempre come una delle più preparate, una delle più capaci. Stasera è venuto fuori veramente un ritratto di Antonio Patti, di una persona spettacolare, brava, capace, umana,
competente, con uno spirito di sacrificio, uno spirito di rispetto delle istituzioni e della cultura fuori dal comune. È stato veramente un paio d'ore che sono volate via fra aneddoti, fra ricordi, fra sorrisi e qualche lacrima, perché purtroppo lo ricordiamo e lo piangiamo tutti veramente con grande commozione. La poliedrica figura di Antonio Patti è stata ricordata da amici e colleghi, intellettuali e scrittori che hanno raccontato aneddoti e ripercorso il suo cammino umano e professionale fin dai tempi del liceo. Enzo Alessi, Umberto Re, Santo Pitruzzella, Mimmo Russello, Simona Carisi, Angelita Butera, Alessandra Grassi, Daniela Spalanca, Antonio Liotta. Nel corso della serata, coordinata da Giuseppe Piscopo, omaggi musicali ed artistici per Antonio Patti sono arrivati da Stefano Tesè, Lia Rocco, Liliana Arrigo, Mimmo Galletto. Al termine della serata una targa in ricordo è stata donata alla moglie Mimma Minio, con l'impegno di tutti a proseguire le azioni che Antonio Patti ha portato avanti per ricordarlo a futura memoria. La prima cosa che permetterà di avere ricordo è l'intestazione del giardino del castello ad Antonio Patti. Sarà sistemato con le piante che Antonio coltivava e quindi sarà visitabile appena si completeranno i lavori qui all'interno del castello. Questa è la prima cosa. La seconda cosa, come editore Medinova, e Antonio è stato il mio più grande e valido collaboratore, farò un convegno, Medinova farà un convegno dedicato tutto ad Antonio e contemporaneamente ci sarà la pubblicazione di lavori che lui ha fatto sia per la Medinova e lavori inediti che ancora aspettano di essere pubblicati. Ha scritto tante cose, questi materiali prestissimo io riuscirò ad averli e permetteranno di poter avere mettere a disposizione di tutta la comunità le opere di Antonio Patti. Sicuramente noi del premio Buttitta e della giuria, in particolare sezione Libra, abbiamo il dovere di ricordare Antonio e di farlo proprio portando ancora più avanti le iniziative del Buttitta, portando avanti tanti scrittori di talento ai quali Antonio teneva particolarmente, un impegno proprio per ribadire quanto Antonio amasse la cultura, quanto Antonio amasse la scrittura. L'amore per la botanica e per le piante non si esauriva mai soltanto in quest'ambito, perché Antonio era in grado di spaziare da una pianta, saperla collegare alle citazioni letterarie, all'uso di alcune forme in matematica, alla storia dell'arte, alla musica, insomma, come giustamente è stato definito questa sera, un intellettuale poliedrico, eclettico, che ha lasciato e lascerà tanto. Una parola che lo caratterizza è la parola cura. Antonio ha avuto una grande cura per la sua famiglia, una cura come medico per i suoi pazienti, da intellettuale una cura per questa città, per Favara, che lui amava tantissimo, e da uomo libero una grande cura, un grande amore per le sue piante. Ci fermiamo per la pubblicità e torniamo tra poco. E stasera spettacolo di beneficenza organizzato da Lions Club Valle dei Templi con Antonio Pandolfo e Marco Manera dal titolo I due compari. Si terrà al Teatro Pirandello e il ricavato sarà devoluto per la ricerca sulle malattie oncologiche infantili. Vediamo l'appello a partecipare che lanciano i due comici dello spettacolo. Amici e amiche, soprattutto le amiche, e soprattutto di dove? Di Agrigento, Agrigento, e zona limitrofa. Che bello, quando? Il 9 di dicembre ci trovate al teatro
Pirandello, il 9 dicembre. Che fortuna, non ho che fare. Meno male. E che c'è? C'è uno spettacolo nostro che si intitola I due compari. Come nostro? Nostro. Vuol dire che io lavoro? No, tu ci sei. Io ho un spettacolo che andiamo a vedere. Sì. Io ti vedo, ogni tanto ti vedo. Io pure, ma devi pagare il biglietto. E per chi raccolgono? Si raccoglie LCIF per le malattie oncologiche infantili. Quindi mi raccomando, diamo una mano, è importante. L'organizzazione della Lions Valle dei Templi e noi cose importanti. Ma un pezzo della Concordia non lo posso portare. Ma quale Concordia? Siamo alla Agrigento. Vabbè, ci vediamo alla Agrigento e poi ne parliamo. Teatro Pirandello, 9 dicembre, non mancate. Pirandello, cavolo. Pupi siamo. È brutto. La Fondazione Orestiadi inaugura una nuova sede ad Agrigento con la mostra Trame Mediterranee. Lo fa alle fabbriche chiaramontane. Noi abbiamo raccolto queste interviste. In questo momento così complesso abbiamo pensato di aprire questo spazio delle fabbriche ad Agrigento con quello che è il nostro progetto che ci accompagna fin dall'inizio del nostro Museo delle Trame Mediterranee. Abbiamo messo insieme tipo gli artisti che hanno lavorato con noi e che hanno espresso tutti quanti questo concetto di una possibilità di pacifica convivenza delle culture mediterranee. Ma è anche una vetrina su quello che è stato il progetto dell'Orestiadi di Gibellina negli ultimi, dalla sua nascita, quindi le residenze. Abbiamo portato opere di Mimmo Paladino, di Mario Schifano, e il teatro, e quindi con Paladino, quindi con il manifesto della sposa di Messina. Ecco, le trame mediterranee in questo momento per noi sono molto semplicemente la possibilità di riflettere sulla possibile convivenza pacifica tra tutti i popoli del Mediterraneo. Questa mostra è molto significativa in questo momento storico perché purtroppo il Mediterraneo è attraversato da tragiche migrazioni e da cruente contrapposizioni culturali, storiche, che rinnovano una fase di scontro violentissimo, e tuttavia qui alle mie spalle la biblioteca di Michele Amari, la biblioteca che ricorda il grande geografo El-Idrisi e che ricorda appunto gli anni in cui si è dimostrato assolutamente possibile la coesistenza tra musulmani, ebrei e cristiani, una coesistenza non cruenta e di grande produzione culturale e artistica, e questo è l'obiettivo della Fondazione Orestiadi: utilizzare l'arte, l'educazione alla cultura per creare una coesistenza pacifica in una società sempre più globalizzata e sempre più bisognosa di conoscenza e cultura, proprio per costruire relazioni positive e di scambio reciproco, economico e culturale. È un progetto che ricostituisce all'interno di Agrigento uno spazio culturale estremamente prestigioso, non soltanto sede stabile della Fondazione Orestiadi in procinto di Agrigento Capitale della Cultura 2025, ma anche una vera e propria officina di idee ed uno spazio culturale che potrà servire anche per rappresentazioni teatrali, così come conferenze, eventi musicali e cinematografici. È un luogo che vuole diventare un centro reattivo per la città, convogliando tutti i migliori talenti e le energie che in qualche maniera qui si potranno dare anche una casa, sotto l'egida ovviamente della Fondazione Orestiadi e di un impegno verso i linguaggi contemporanei che questo istituto ha garantito da più di 40 anni. Questo spazio con questa mostra vuole anche lanciare un segnale chiaro relativamente alla posizione assiale della Sicilia all'interno del bacino del Mediterraneo. È un biglietto da visita della stessa Fondazione Orestiadi e certamente potrà dare l'avvio ad una serie di altre attività che costituiranno già il cartellone prestigioso per il 2024. La mostra inaugurale è quella
delle trame del Mediterraneo, naturalmente in perfetta coerenza con la nostra tradizione e la nostra storia. Noi abbiamo a Gibellina il Museo delle Trame e abbiamo sempre, fin da quando siamo nati con Ludovico Corrao, abbiamo sempre posto particolare attenzione all'altra sponda del Mediterraneo, a ciò che ha continuato ad unire i popoli riveraschi al di là delle divisioni storiche, religiose, ideologiche, al di là anche tragicamente dei conflitti che sono in atto. C'è questo segno dell'arte che può essere quello che porta davvero, almeno augurabilmente, la pace. Portiamo qui le nostre cose e la mostra inaugurale è una sorta di biglietto di visita della Fondazione alla città di Agrigento. Ci presentiamo, siamo questi, promettiamo anche di essere altre cose. Prossimi eventi culturali? Prossimi eventi, un'altra mostra su un artista agrigentino recentemente scomparso, Franco Fasulo, e poi un festival della filosofia sui 4 elementi di Empedocle, il teatro musica, la musica. Al via una giornata dedicata alla raccolta alimentare, i cui beni saranno devoluti alla mensa della solidarietà di Agrigento, un'iniziativa organizzata da Gioventù Nazionale. Noi ascoltiamo l'appello degli organizzatori che dicono che si potrà donare presso i supermercati Centesimo. Oggi impegnati in una giornata di raccolta alimentare, Gioventù Italiana, anche non solo al Villaggio Mosè ma anche a Fontanelle. Ecco, perché questa iniziativa? Sì, si ha la possibilità, donando un proprio prodotto della spesa, di aiutare la mensa della solidarietà, che come noi sappiamo tutti è un luogo dove i cittadini in difficoltà, le famiglie in difficoltà si rivolgono tutti i giorni, preparando con l'ausilio di volontari dei piatti caldi tutti i giorni. Quindi in effetti abbiamo concretamente la possibilità di aiutare i nostri vicini di casa, i nostri concittadini, attraverso l'associazione Gioventù Nazionale. Quindi abbiamo oggi questa possibilità nei 3 supermercati che hanno aderito, quindi Centesimo di Fontanelle, Eurospin di Fontanelle e questo. Ecco, sarà tutta la giornata l'impegno, per cui facciamo qui. Un appello, che oggi in tutta la giornata fino a stasera c'è questa possibilità di dare una mano alla mensa della solidarietà ad Agrigento. Sì, sicuramente saremo qui fino alle 14 e poi il pomeriggio poi si vedrà come andrà, però auspichiamo veramente nell'aiuto concreto di tutti voi che sicuramente aderirete. Allora, cosa ti ha spinto a questa iniziativa, un giorno per la raccolta alimentare? Allora, penso che sia un modo per sensibilizzare la gente a donare, a cercare di essere sensibile con la gente che ha difficoltà a fare la spesa. Per una causa nobile, perché sì, questi beni andranno a dare una mano a una struttura ad Agrigento importante, sì, come la mensa della solidarietà. Allora, saremo qui tutto il giorno cercando di convincere anche le persone a fare un piccolo gesto da donare alle persone che hanno bisogno. Ecco, come sta rispondendo la città, nonostante siano le prime ore del mattino, però ecco, un piccolo riscontro già lo avete, no? Sì, devo dire che la gente partecipa veramente con grande entusiasmo. Sono veramente convinta che oggi riusciremo a raccogliere abbastanza prodotti da donare alla mensa della solidarietà. Impegno dell'Acragas per incontrare la squadra del San Luca fuori casa, cioè il servizio di Carmelo Lentini. Si giocherà allo stadio Macri di Locri la gara di campionato di Serie D Girone I e valevole per la 17ª giornata tra Acragas e San Luca.
Un campo che l'Acregas conosce abbastanza bene per averci giocato proprio di recente contro la locale squadra e persa malamente. Contro il San Luca potrebbe essere una storia diversa, anche perché la compagine biancazzurra ha avuto modo di recuperare nel frattempo qualche giocatore essenziale come Jama e disporre anche dell'ultimo arrivato Desiderio Garufo. Unica assente per squalifica è il portiere sorrentino, che dovrà scontare ben 3 giornate di stop in seguito all'espulsione e partita contro la Cireale. Ormai mancano, compresa questa di San Luca, 3 giornate alla conclusione del girone di andata. Infatti poi si giocheranno Siracusa all'Esseneto e quindi Portici fuori. Tornando alla sfida con il San Luca, la compagine calabra non sta attraversando un buon momento e di recente ha dovuto cambiare guida tecnica per le dimissioni di mister Ianni, che non si è visto rafforzare adeguatamente l'organico. Al posto di Ianni arriva Guglielmo Telli, attuale preparatore dei portieri. Posizionata nei bassifondi della classifica, il San Luca ha conquistato appena 6 punti, conseguenza di una sola vittoria ottenuta contro la San Cataldese, poi ha recimolato 4 pari rispettivamente contro Novegea, Reggio, Amaranto, Gioiese e Castrovillari, e poi 9 sconfitte, 32 le reti subite contro le 15 realizzate. Questa sfida, al cui inizio è programmato per le 14:30, sarà diretto da Lorenzo Nencioli di Prato, con assistenti Simone Giuliano di Siena e Valeria Spizzuoco di Cagliari. Sarà un'altra giornata campale per le compagini agrigentine di questo 17° turno di campionato e a meno 2 dalla fine del girone di andata. Quella che si prospetta è una domenica dal sapore davvero incerto. Il Canicattì sarà ospite della Cireale, quest'ultima in netta ripresa. L'arbitro sarà Riccardo Dasso di Genova, mentre il Licata ospiterà a Ravanusa l'imbattuta capolista Trapani, arbitro Carlo Esposito di Napoli. Chiaramente a tifare per la compagine di Pippo Romano sono in tante il Siracusa, antagonista della compagine Granata, ma anche la Vibonese, che inseguono la vetta. In breve, queste sono le partite che si disputeranno questa domenica: Cireale Canicattì, Gioiese Ragusa, Novegea San Cataldese, Licata Trapani, Portici Castrovillari, Reggio Calabria Locri, San Luca Acregas, Siracusa Vibonese. Riposano Real Casalnuovo e Sant'Agata. Mister Marco Coppa torna in campo l'Acregas dopo la pausa forzata in campionato. Domani la trasferta in Calabria sul campo neutro di Locri, la sfida contro il San Luca, una partita che si preannuncia complicata, difficile. Sì, anche perché il San Luca sta attraversando un periodo di riassetto societario, hanno fatto anche degli acquisti questa settimana, per cui ci sarà tanta voglia da parte dei ragazzi di dimostrare alla proprietà. Quindi andiamo ad incontrare un avversario che non era l'avversario che in questo momento forse desiderava nessuno delle squadre di questo girone. Lo stiamo andando a incontrare in un momento per loro, ecco, credo di positivo, perché ci sono delle novità all'interno della loro società. Noi non dobbiamo sbagliare l'approccio di questa partita. Ci siamo allenati benissimo tutta la settimana, ma credo che sia determinante, i primi minuti di questa partita siano determinanti per poi indirizzarla, spero, nel verso giusto e a nostro favore. Dopo il pari di Acireale, la lunga pausa in campionato, la tua squadra come arriva fisicamente e mentalmente a questa sfida? Fisicamente stiamo bene. Mentalmente pure, perché noi sappiamo come al solito quello che possiamo fare. Ci siamo ancora una volta resi conto dopo la partita di Cireale che tanto dipende da noi possiamo fare il bello e il cattivo tempo. Sicuramente è un'arma a doppio taglio, perché il fatto che possa dipendere da noi non è una giustificazione, non basta alcune volte, perché non giochiamo al tennis, giochiamo a calcio, per cui
dobbiamo essere tutti con lo stesso pensiero, come è stato per Acireale per 70 minuti, dobbiamo cercare di farlo per 95 e dopodiché credo che davvero siamo una squadra che ha raggiunto poi quella maturità che cerco da tanto tempo. L'Akragas ha fatto mercato sia in entrata che in uscita, è arrivato, anzi è ritornato in maglia bianco-azzurra Garufo. Che tipo di contributo può dare alla tua squadra un giocatore così esperto? Ma ti rispondo subito, nel senso che Desiderio è un giocatore di grande personalità e quindi da un punto di vista della personalità calcistica, del carattere, è un giocatore che sente la maglia, questa maglia la sente in maniera significativa rispetto a tanti altri, per cui il contributo che mi può dare Desiderio sicuramente è un contributo determinante, soprattutto, ripeto, sotto l'aspetto caratteriale. La dirigenza in settimana ha fatto una conferenza stampa, il dirigente Strano ha parlato a nome anche del copatrone Giuseppe Deni e c'è la volontà di continuare il percorso insieme a te. E io ho ringraziato la società, ho ringraziato il direttore Strano e il direttore Cammarata che mi ha sempre manifestato grande stima da un punto di vista professionale. Ho ringraziato il presidente Roberto Alà, il presidente Deni, tutti, perché io sono felice del fatto che sia arrivata questa notizia di questa probabile volontà e a me, devo dire la verità, per me già è sufficiente il fatto che loro abbiano pensato a me anche per la prossima stagione e credimi che a prescindere dal fatto che poi avverrà o meno, per me già è un motivo di grande orgoglio il fatto che pubblicamente abbiano detto questa cosa. E anche a Favara, il Pro Favara incontrerà la Unitas Sciacca in un derby tutto agrigentino di cui ci parla Giuseppe Moscato. Derby casalingo domani per la Pro Favara che incontra l'Unitas Sciacca, sicuramente una partita importante per proseguire il cammino nel campionato di eccellenza. Sicuramente la squadra è più rinfrancata e galvanizzata dopo la vittoria di domenica scorsa, ma anche con l'innesto di nuovi giocatori che hanno rafforzato l'organico. Sì, domani ci aspetta una partita, un derby, una partita importante, dobbiamo tornare a vincere tra le mura amiche. Sono arrivati Giabbe e Bukva che già ha giocato, è arrivato Tommaso che scuffia, che per la sua esperienza, per la sua caratura di uomo e di giocatore ci può dare una grossa mano sia a livello tecnico-tattico ma a livello caratteriale soprattutto, penso. Sono assai i punti di distacco con la Nissa? Sono assai, la Nissa ha un bel margine di vantaggio, però mancano ancora 17 partite, c'è uno scontro diretto a giocare e noi dobbiamo essere quelli che siamo stati domenica a Casteldaccia, quelli che siamo stati per l'80% delle volte in questo campionato. Io ormai mi conoscete tutti, io ci credo tantissimo e so che ci sono vari modi di poter raggiungere quel sogno che abbiamo, ma la priorità è provare a vincere e noi dobbiamo fare il nostro percorso sperando in un passo falso nelle 16 partite, a parte lo scontro diretto della Nissa che ci proietterebbe ad avvicinarci a loro. Ti conosciamo sempre per la tua franchezza e per quello che dici sempre col cuore e con la mente. Che cosa non è andato, se c'è stato qualcosa che non è andato in questo primo frangente per la Pro Favara? Ma dobbiamo sicuramente fare mea culpa in qualche circostanza, però dobbiamo dare pur merito a una squadra che ha fatto 13 vittorie, 12 vittorie e un pareggio, che è la Nissa. Stanno facendo un campionato strepitoso e noi stiamo facendo un campionato, l'ho detto prima, da 8, perché se l'80% delle volte siamo stati top, stiamo facendo un campionato da 8. È mancato qualcosa, secondo me è mancato il fatto che qualche partita pensavamo di vincerla a prescindere dal fatto che ci chiamiamo Favara e quindi le partite si vincono lo stesso, invece no. Noi dobbiamo metterci l'anima, dobbiamo metterci il cuore, dobbiamo correre più degli altri, perché poi abbiamo qualcosa in più a livello tecnico, ma prima di tutto dobbiamo pareggiare la voglia che hanno le squadre di giocare contro di noi. E poi c'è sicuramente anche l'intenzione della società, come dicevi prima, ha rafforzato l'organico. Sì, la società ha dato un segnale
è chiarissimo, ma se qualcuno aveva qualche dubbio, io sinceramente dubbi non ne avevo. Li conosco da un anno e so che hanno in mente un obiettivo e faranno di tutto per raggiungerlo il 17 aprile o il 10 aprile, quando finirà questo campionato. E so pure che se non riusciremo a vincerlo da quella porta, faranno tantissimo altro per vincere in un altro modo. Hanno un obiettivo, li conosco, sono ambiziosi e noi dobbiamo dare a loro la forza di continuare a credere in questa cosa. E termina qui il nostro telegiornale, vi ringraziamo per averci seguito, vi diamo appuntamento con le prossime edizioni e con la nostra informazione che torna lunedì. A tutti buon weekend.